In Veneto torna la pioggia, ma si tratta di una perturbazione in rapido esaurimento tra la sera di sabato e le prime ore di domenica. Fenomeni più intensi nell'area centro-settentrionale della regione, ma nulla rispetto ai parametri registrati negli scorsi giorni. Le piene dei fiumi sono sotto controllo in discesa verso valle. Le precipitazioni di questa notte dovrebbero causare dalle prime ore di domani degli innalzamenti a partire dalle sezioni montane e pedemontane, ma non si prevedono incrementi che possano produrre criticità. Il livello dell'Adige a Verona è più 0,98 ed è sceso sotto la seconda soglia. In lenta crescita, oltre la seconda soglia, a Boara Pisani più 2,10 m. Quello dell'Agno Guafrata Gorzone rimane sopra la prima soglia solo la sezione di Ponte Brogliano, dove è in atto una fase di esaurimento molto lenta. Per il Brenta, livelli in calo sia a Barzizza più 2,37 che a Limina più 3,04, entrambi sotto la seconda soglia e prossimi alla prima. Per Bacchiglione, Piave e Livenza i livelli sono scesi sotto la prima soglia. Infine, per il Tagliamento, livello in calo alla Tisana è più 5,66, sceso da poco sotto la seconda soglia. Vale la pena ricordare che dall'inizio della perturbazione hanno operato 1439 volontari appartenenti a 210 organizzazioni di volontariato di protezione civile per attività di monitoraggio, logistiche e interventi operativi a supporto agli enti preposti alla gestione dell'emergenza.